Allora un grande applauso anche dal Pala Rigopiano per Giorgio Squinzi, che ha fatto la storia del calcio italiano portando il Sassuolo dai campionati dilettantistici all'Europa League. Antonio Ricci, adesso si comincia, presentiamo questa partita. Beh, questa è una partita che mette di fronte all'Acqua e Sapone, diciamo, secondo me il primo test probante del campionato. Il Latina è cambiato molto rispetto all'anno scorso, prendendo giocatori di ottima esperienza e che oggi schiera già tutti in campo. Il nostro ex Mirko Casassa in porta. E quindi diciamo che oggi è una partita un po' più difficile delle altre, quindi vediamo subito dall'inizio poi quale sarà l'atteggiamento. Vediamo che c'è subito una grande opportunità per l'Acqua e Sapone grazie ad una pressione data in maniera molto corretta da parte di Calderolli. Eh sì, passati 18 secondi, subito sfiorato il gol l'Acqua e Sapone con la ribattuta di Coco Wellington. Casassa era a terra, palla che ha sfiorato la traversa di qualche centimetro, ma atteggiamento propositivo della squadra di Massimiliano Bellarte. Qui nuova collaborazione tra Gui e Coco Wellington, tiro ribattuto. Vediamo anche i quintetti, quindi abbiamo detto Mambella tra i pali dell'Acqua e Sapone con Calderolli, Coco Wellington, Capitan Murillo e Ghi, mentre il Latina si è presentato con Mirko Casassa, l'espertissimo, il vecchio del campionato italiano, ma vecchio soltanto anagraficamente perché è un grande campione, Alemao, anche capitano, Caio Giapa, altro giocatore di livello mondiale approdato quest'estate al Latina, e poi c'è Bissoni e, se non sbagliamo, Anas con il numero 30, lo spagnolo, proprio lui, giocatore talentuoso che già si è messo in mostra l'anno scorso nelle fila della squadra del presidente La Starza. Antonio, allora intanto salutiamo anche Mister Nitti, che è il vice di Basile, in panchina nel Latina, un altro degli ex di questa partita, ma parliamo intanto di Mirko Casassa, che è giocatore con cui tu alla guida dell'Acqua e Sapone hai vinto una Winter Cup che conosci bene, uno dei grandi acquisti dell'estate del Latina. Beh, io ho avuto la fortuna di allenarlo, è un giocatore che quando ha dovuto sostituire Mammarella non l'ha fatto mai rimpiangere. Poi nel momento in cui era qui in Acqua e Sapone ha avuto dei problemi fisici che hanno un po' fermato la sua crescita. Però è un portiere che merita una delle 16 porte della Serie A sicuramente. In campo c'è comunque un Latina fatto di grande esperienza. In questo momento c'è un battibecco tra Alemao e Calderolli, ma ecco, Alemao, Bissoni, Caio Giapa è una squadra comunque, almeno nel quintetto iniziale, molto molto importante. Sì, una squadra importante, tra l'altro Antonio, giusto per in attesa che la partita continui ad accendersi, ma è partita già fortissimo. Caio Giapa, attenzione qui Calderolli, svanisce il controllo. Caio Giapa credo facesse parte di quello Sporting Lisbona con cui al Montesilvano tu, insieme a Fulvio Colini e a qualche giocatore che sta giocando anche oggi, avete poi vinto quell'unica Champions arrivata in Italia, no? Sì, vinta da anche magari inaspettatamente. Bel gol. C'è un gran gol di Ghi, l'Acqua e Sapone in vantaggio dopo 1 minuto e 41 secondi. È il primo gol in casa per il pivot portoghese, il secondo consecutivo in campionato, e questo era quello che serviva, Antonio, per l'Acqua e Sapone. Un gol importantissimo che adesso scalda ancora di più la partita. Finiamo il concetto su Caio Giapa e adesso dici anche secondo te come cambia la partita col primo gol. Allora, lasciamo stare Caio Giapa e parliamo della partita. Ha fatto veramente un gran grande occasione adesso da parte del Latina,
Comunque l'Acqua e Sapone ha avuto veramente un bel approccio alla gara e quindi sinceramente è in vantaggio con merito. E credo che questo gol sciolga un pochino il Latina, che per il momento è stato abbastanza contratto e molto attento nella fase difensiva, ma senza riuscirci grazie al quintetto schierato da Bellarte, un quintetto fatto di grande rapidità e fantasia. Sì, un approccio veramente molto brillante dell'Acqua e Sapone, un approccio molto convinto della squadra di Massimiliano Bellarte. Aveva sfiorato il gol dopo 18 secondi Coco Wellington sulla ribattuta dopo una parata di Casassa su Calderolli, poi lo ha trovato con Ghi, che segna quindi il primo gol davanti ai propri tifosi. Grande esultanza del pivot brasiliano, e adesso cambia sicuramente il tema della giornata, perché il Latina deve subito mettersi alla ricerca del pareggio e cercare di rimontare questo risultato, quindi vedremo come cambieranno le cose nei prossimi minuti. Attenzione qui a Nas che cerca Bissoni, non lo trova, quindi la rimessa laterale ancora per l'Acqua e Sapone Unigrossi. Ricordiamo l'Acqua e Sapone martedì nel turno infrasettimanale ha vinto sul campo della Cybertel Aniene 5-4, una partita difficile, molto sofferta nonostante la diversità, diciamo, di livello, di caratura dei due roster, ma non è stato semplice perché la squadra romana insomma ha provato in tutti i modi nel finale col portiere di movimento a rimontare, e l'Acqua e Sapone alla fine ce l'ha fatta con un solo gol di scarto, anche se fino a qualche minuto prima vinceva con un divario un po' più netto. Seconda vittoria consecutiva dopo quella sul Petrarca Padova, che è ancora sub iudice, quindi la partita non è stata ancora omologata per la questione legata al tabellone qui luminoso, al cronometro che aveva smesso di funzionare nel secondo tempo, ma lo ricordiamo, gli arbitri, d'accordo anche con il crono, hanno portato avanti la partita con il loro cronometro manuale, quindi hanno preso loro la responsabilità di concludere la partita, quindi supponiamo che il ricorso del Petrarca sia semplicemente un buco nell'acqua, ma almeno questo per il momento. Qui attenti a Bissoni, tu per tu con Mambella, tenta lo scavino Bissoni, manca di poco il secondo palo, quindi aspettiamo il responso del giudice sportivo su questo ricorso. Antonio, insomma, anche dall'alto della tua esperienza di campo, in quei casi che succede quando non funziona il cronometro ma gli arbitri mandano avanti la partita e fanno concludere la partita? La squadra di casa deve avere un cronometro manuale a tavolo, e con i tabelloni comunque hanno il cronometro della console del tabellone, quindi ed è a disposizione del terzo arbitro e delle panchine. La cosa strana è che ho visto presentare quel ricorso in diretta mentre la partita veniva giocata, ed è stata un po' pittoresca la cosa. In questo momento continua la squadra dell'Acqua e Sapone ad avere un quartetto comunque fatto di grande qualità, ha effettuato 3 cambi, l'unico che è ancora in campo è Murillo, che viene sostituito in questo momento. C'è soltanto qualche piccola indecisione sulle palle dietro le spalle da parte dell'Acqua e Sapone, ma per il resto come atteggiamento sta rispondendo molto bene e tenendo questo risultato che magari fa calmare anche un po' più il Latina, che comunque decide di difendere nella propria metà campo, e quindi non è aggressiva per niente sulla palla, e lascia giocare l'Acqua e Sapone.
Sì, si difende ancora basso il Latina, tra l'altro anche Basile punta sulle prime rotazioni. Sono entrati proprio uno degli ex Masoni con il numero 35 e con il numero 9 Juan Carlos, spagnolo a grande stazza fisica ma anche grande qualità nei piedi, diciamo che punta più sulla tecnica che sul dinamismo, ma è un giocatore che già l'anno scorso ha fatto vedere buone cose nel campionato di Serie A. Sono passati intanto i primi 5 minuti in campo nell'Acqua e Sapone anche Douglas Nicolodi, Luciano Avellino e Jonas, e oggi dopo 2 partite consecutive da titolare va in panchina Alessandro Fior. Tra i pali gioca nuovamente Mambella, che aveva giocato la prima di campionato ad Arzignano. Ancora out Stefano Mammarella, che si è allenato anche prima della partita con un tutore al polso. Qui Nicolodi il sinistro, Casassa non trattiene, c'era Avellino in buona posizione. Continua a giocare, a fare la partita la squadra di Massimiliano Bellarte. Preme forte alla ricerca del raddoppio, vedremo come il Latina si riproporrà. Qui il passaggio all'indietro di Bissoni, giocato anche con la Luparense Tiago Bissoni prima di fare un'altra esperienza in un altro campionato europeo, credo in Belgio, nell'Allegoic. Qui c'è l'entrata proprio di Bissoni su Jonas, è il primo fallo del Latina, 1-1 situazione falli. Che pensi, Antonio, dei portieri? Ci tocca di nuovo a Mambella, ha giocato 2 partite Fior, Bellarte sta cercando in questo periodo di assenza di Mammarella di far fare esperienza ad entrambi. Purtroppo chiedi a me che sono un po' di parte in questo caso. Ho avuto l'anno scorso Mambella in campionato con la Tombesi Ortona in A2 e sinceramente finché non ha avuto un problema serio alla mano era la sua prima vera esperienza da titolare in una squadra e ha veramente ben figurato, e quindi era giusto che avesse questa opportunità. Fa bene Massimiliano, anche perché in questi momenti di una fase di campionato non così fondamentale dare spazio per far sì che proprio questi portieri si facciano trovare pronti nel momento in cui, speriamo di no, ci sarà bisogno. Non dimentichiamoci che in porta c'è sempre un Mammarella che resta comunque il miglior portiere in Italia. Sì, adesso qui proprio una parata di Mambella, vedremo qui Nicolodi che riparte velocissimo, Casassa esce fuori dall'area, è in spaccata, l'ultimo a toccare è proprio Nicolodi, poi gesto di stizza di Casassa, ma Nicolodi viene ammonito per non aver permesso al portiere di rimettere subito il pallone in gioco. Quindi ammonito Douglas Nicolodi. Comportamento non regolamentare. Aggiorniamo anche il live, 6 minuti e 30, primo ammonito della partita è Douglas Nicolodi. Bellarte rilancia di nuovo Ghi, classe 91, arrivato quest'anno per la prima volta nel campionato italiano dai portoghesi del Fundao. Nicolodi il sinistro, incredibile! Ne ha fatta un'altra delle sue Douglas Nicolodi dopo il gol pazzesco segnato al Palato Live. Bis di Nicolodi, anche qui, anzi tristo, poi 4 gol al Padova. Continua a dare spettacolo Douglas Nicolodi, ammonito poco fa e adesso segna un gol col sinistro, il sinistro magico. 2-0 per l'Acqua e Sapone. Antonio, il raddoppio dell'Acqua e Sapone adesso ancora di più
cosa costringe a fare il Latina adesso? Credo che tanto l'allenatore debba chiamare un time out per correggere alcuni, secondo me, evidenti correzioni che deve fare. Non dare pressione sulla palla e quindi accettare di difendere in una metà campo può anche andare bene, ma in una zona non pericolosa del campo. Qui continuano ad avere un'altra occasione, sì. Continuano ad avere 1000 occasioni e palla sempre libera anche ai 6-7 metri, e non te lo puoi permettere con tiratori come quelli che ha l'Acqua e Sapone. Quindi credo che anche per riaccendere un pochino la squadra, perché dopo aver preso gol non ha cambiato comunque atteggiamento. Eh sì, deve cambiare sicuramente qualcosa il Latina adesso per tornare in carreggiata. Sono passati 7 minuti e 27 secondi. Il raddoppio di Douglas Nicolodi, un sinistro meraviglioso dopo il gol al volo segnato all'Aniene martedì scorso, che ha fatto il giro del mondo via social. Qui Jesulito ruba palla davanti all'area di rigore, Caio Giapa fa buona guardia, poi serve Anas. Calderolli pressato da Anas sbaglia il passaggio per Murillo. Tornati in campo i senatori del Latina, quindi Alemao e Caio Giapa. Si affida a loro adesso Basile per riaccendere questa partita. Latina che finora ha conquistato 6 punti nelle prime 3 giornate, quindi aveva vinto le prime 2, poi ha perso il turno infrasettimanale. Di un campionato che vede dopo 4 giornate e gli anticipi di ieri sera 2 neopromosse al primo posto con 9 punti in questo momento, ovvero il Signor Prestito e il Sandro Abate Avellino, insieme ovviamente alle realtà già consolidate della Serie A come la Feldi Eboli e il Real Rieti. Ora stiamo giocando qui al Palarigo Piano con l'Acqua e Sapone Unigros che ha 7 punti, sta giocando anche il Pesaro che ha 7 punti. Il Mantova invece, sconfitto ieri a Rieti, rimarrà sicuramente fermo a 7 punti. Antonio, ne parlavamo già la settimana scorsa, 2 neopromosse tra le prime della classe, il Signor Prestito e il Sandro Abate. Che significa? Ma quello che mi stupisce di più è il Signor Prestito, ma vedere anche i tabellini dei gol fatti e subiti. Ho visto 2 gare in diretta loro e mi hanno fatto veramente una buona impressione. La cosa che ci tengo a dire è che credo che sono contento per nuove figure di allenatori che si stanno affacciando nel campionato di Serie A, che stanno dimostrando di essere comunque bravi, e uno di questi è il mister del Prestito. Ritornando un po' alla partita nostra, credo che in questo momento Latina debba per forza correggere, non tanto, anzi, oltre alla fase difensiva non riesce ad uscire dalla pressione della prima linea dell'Acqua e Sapone, anche in questo momento che ha avuto nel quintetto, diciamo, un pivot puro, potendo magari sopperire intanto scavalcando quella linea, ma in fase difensiva non riescono a tenere palla coperta, e nella fase difensiva e nella fase offensiva non riescono a costruire gioco e uscire dalla loro metà campo. Se n'è andata la prima parte di gara, il primo quarto, 10 minuti sono trascorsi proprio in questo momento, quindi entriamo nella seconda metà del primo tempo. Possesso palla ancora dell'Acqua e Sapone Unigros con Jesulito che comincia da ultimo, è entrato in partita molto bene Jesulito, prima un gran numero sulla destra, palla sul secondo palo per Ghi, sfiorato il terzo gol per l'Acqua e Sapone, qui un recupero difensivo di Jesulito importante. L'Acqua e Sapone sembra aver beneficiato comunque della vittoria, seppur sofferta, di martedì a Roma, perché ovviamente
fare risultato, fare punti e vincere fa morale, ma fa soprattutto compattezza di squadra, compattezza di gioco e dà certezze in mezzo al campo. Latina prova di nuovo a impostare la manovra con Alemao, ora è Anas sulla destra, palla centrale di Anas per il baby Lo Cicero, uno dei ragazzi del settore giovanile che si è messo in mostra, è diventato un titolare quasi della squadra di Basile già dall'anno scorso, in realtà prima dell'arrivo di Basile ha giocato tantissime partite e continua ad avere spazio, quindi continua a essere una delle risorse del calcio a 5 italiano, anche in chiave azzurra per il futuro. A proposito di azzurro, dopo il prossimo turno del weekend che verrà ci sarà la sosta di 2 settimane per permettere alla nazionale del CT Musti di preparare e giocare l'importante girone di qualificazione ai prossimi campionati del mondo che si giocheranno l'estate prossima, il 2020, quindi si avvicina anche il momento delle scelte e delle convocazioni e vedremo chi spetterà il privilegio. Attenzione qui, il tiro di punta di Alemao, grande risposta di Francesco Mambella, finora sempre pronto quando è stato chiamato in causa. L'angolo battuto proprio da Alemao con la maglia numero 10, Nicolodi di testa, appoggia a Mambella che guarda i compagni, fa ripartire Calderolli, poi Murillo. Calderolli prova a saltare Alemao, non ci riesce, la rimessa in attacco è ancora per il Latina che sbaglia tutto poi però Alemao. La rimessa adesso è per l'Acqua e Sapone, c'è time out chiamato da Bellarte. Torniamo in diretta, la rimessa era per l'Acqua e Sapone che nel frattempo ha optato qualche cambio nel quintetto, riportando in campo l'ex di turno Luciano Avellino, che qui serve una gran palla a Calderolli con il destro, poi Nicolodi che va ad affrontare Pedrigno, Pedro Guedes, maglia numero 21, eccolo qui sulla destra, controlla 1 contro 1 con Avellino che non gli permette di mettere il pallone in mezzo, poi riparte proprio Avellino, Nicolodi che tenta qui la Veronica su Bissoni, poi Bissoni fa un gioco di gambe per cercare Lo Cicero ma non lo trova, la rimessa però è del Latina. Pedrigno un po' una bestia nera, l'anno scorso con il Maritime ha segnato più di un gol all'Acqua e Sapone, quindi speriamo. Vedremo oggi che cosa riuscirà a fare con la maglia nerazzurra del Latina. Sono 3 i giocatori che l'anno scorso giocavano con la squadra di Augusta, che poi non si è iscritta al campionato di Serie A. Bissoni, attenzione qui che palla per Jonas. Casassa aspetta al limite dell'area, sceglie bene il tempo.
fa ripartire di nuovo il Latina. Qui Lo Cicero, Pedrigno, Bissoni pressato dai giocatori dell'Acqua e Sapone. Qui Avellino su ogni pallone. 8 stagioni per Avellino con la maglia del Latina, dalla Serie B ai playoff scudetto con il club pontino, arrivato dall'Argentina, da Rosario, che aveva 20 anni, è andato via da Latina per passare al Caos Reggio Emilia 2 anni fa, che ne aveva 28. Dopo la stagione in Emilia, con la vittoria della prima storica Coppa della Divisione, il passaggio all'Acqua e Sapone nella scorsa stagione per il difensore argentino, che tra l'altro non è stato convocato da Luke X per il torneo sudamericano che si svolgerà tra 2 settimane in Cile, quindi resterà a disposizione di Bellarte per continuare a prepararsi alla ripresa del campionato fine mese, il 2 novembre tra l'altro, lo diciamo subito, trasferta sul campo della Camedosson. Qui Avellino, ancora un destro a giro che costringe Casassa a volare sotto l'incrocio per evitare il terzo gol dell'Acqua e Sapone Unigross. Mancano 6 minuti e 34 alla fine della partita. Di nuovo Avellino, Jonas, Casassa, ancora Jonas, il pallone che rimane lì. Casassa riesce a metterci le mani addosso e a evitare il terzo gol. Qui Mambella, grande decisione per anticipare Caio Giapa. Antonio, l'Acqua e Sapone sta insistendo alla ricerca del terzo gol, sta mettendo in difficoltà il Latina. Sì, diamo i meriti all'Acqua e Sapone in questo momento, perché seppur Basile ha richiamato la squadra per il time out, ma non è cambiato molto in campo, quindi dovrebbe approfittarne di questo momento della partita l'Acqua e Sapone per magari aumentare il vantaggio e non farsi trovare magari distratta, come è successo in qualche occasione con palle dietro le spalle dell'ultima linea difensiva, con un ottimo intervento in anticipo da parte poi di Mambella in uscita. Torniamo in cronaca diretta. Coco Wellington cerca Avellino centralmente, passaggio mancato di pochi centimetri. Intanto segnaliamo, anche in attesa che si riprenda il gioco, che oggi è cambiato decisamente lo scenario al Pala Rigopiano con la splendida e puntuale iniziativa della società di tornare all'ingresso gratuito per facilitare il pubblico di Pescara. Da questa partita e per tutta la stagione, per tutte le partite della regular season, si torna ad ingresso gratuito qui al Pala Rigopiano per le partite dell'Acqua e Sapone Unigross, e c'è stata subito una bella risposta del pubblico pescarese, insomma, con le tribune che piano piano si sono andate riempiendo, almeno quella sotto di noi dietro le panchine che voi non potete vedere dall'inquadratura, sono decisamente affollate. Quella di fronte comunque è ben occupata dal pubblico, mentre la settimana scorsa, insomma, la prima partita a Pescara della storia dell'Acqua e Sapone Unigross, insomma, non ha avuto un grandissimo riscontro, c'era da aspettarselo, ma la società non ha perso tempo e ha rinunciato al biglietto d'ingresso per riportare i pescaresi, dopo qualche tempo di digiuno, a vedere il grande futsal qui al Pala Rigopiano. Qui Coco, Jonas arriva in tempo per evitare la rimessa laterale, poi la butta via, colpisce anche l'arbitro Colombin di Bassano. Di nuovo la manovra del Latina con Juan Carlos con il numero 9, poi Alemao, ultimo. Anas prova a rientrare sul sinistro, fa inserire Juan Carlos, che sfonda su Chesolito e trova la grande parata di Mambella, una grande parata di Mambella dopo 15 minuti e 36 secondi. Evita il gol del Latina il portiere pescarese dell'Acqua e Sapone Unigross con la maglia numero 12.
Riprende la manovra del Latina, ancora Juan Carlos, qui lo scavino per l'inserimento di Anas, anticipato da Jesulito, fa ripartire Coco. Luciano Avellino, tornato in campo anche Ghi, giocatore che ha sbloccato la partita con un gran gol dopo meno di 2 minuti. Qui Avellino, manca il dribbling su Juan Carlos che prova a fare tutto da solo, calcia sul primo palo. Ancora Mambella, subito reattivo. Riparte l'Acquesapone, Ghi prova a infilarsi centralmente, per poco non ci riesce. Bissoni scardina il pallone dai piedi del pivot brasiliano dell'Acquesapone. Esce dal pressing in Latina ma lo fa male, c'è Jesulito sul pallone. Avellino torna in campo Capitan Murillo, qui Jesulito sul secondo palo, c'è l'anticipo di Bissoni ma continua a manovrare nella metà campo della squadra laziale l'Acquesapone Nigros. 3 minuti e 23 all'intervallo, 2-0 per l'Acquesapone. Qui Coco, il sinistro di Coco, e Basile adesso chiede il time out con un po' di ritardo, dopo Sricci l'aveva consigliato un po' prima ma riprende il primo tempo, mancano 3 minuti e 20 alla sirena. Che attenzione qui a Anas che scappa via, ma c'è ancora Mambella che azzecca il tempo dell'uscita, non permette al numero 30, allo spagnolo del Latina, di calciare. Ringraziamo intanto qui, attenzione a Bissoni, spalle alla porta, Murillo fa buona guardia, sporcato questo pallone, è in angolo. Ringraziamo i tanti spettatori che stanno seguendo la diretta streaming, anche i tanti amici dell'Acquesapone Nigros come il nostro Antonio Cocktail Giangrande che scherza con me e Ricci definendoci meglio di Caressa e Bergomi, ma sappiamo che ci sta prendendo in giro, ma per questa volta lo perdoniamo e lo aspettiamo anzi al Palarigo Piano a vedere una partita insieme a noi. 2 minuti e 30, Bissoni, ancora Juanchi che controlla col destro in mezzo per Anas, Coco fa buona guardia, poi Ghi è frettoloso, prova a fare tutto da solo, riconsegna il pallone a Latina, Alemao sbaglia, Coco serve ancora, Ghi, tocco col destro morbido, la palla che esce non di tantissimo. Riprende di nuovo il gioco, 2 minuti e 10 secondi alla fine. Anas sulla destra, prova a controllare il pallone, c'è Calderoli adesso in campo, stop di Juanchi all'indietro per Alemao, di nuovo Anas, il sinistro probabilmente non è il suo piede. Antonio, dopo il time out per ora l'inerzia della partita sembra non essere cambiata. Sì, diciamo così per non farci nemici, la verità è che ho visto dei grossissimi passi avanti da parte dell'Acquesapone e veramente ha fatto un primo tempo
veramente, veramente bene, ben organizzato nella fase di possesso. Non me ne vorrà Massimiliano, un po' meno nella fase difensiva, ma voglio dire, qualcosa agli avversari non andrebbe permesso, ma è normale che sia così. Vedo il Latina in difficoltà, molto statica. Guarda, non c'è mai pressione sulla palla nemmeno ai 18 metri, e questo naturalmente permette e semplifica molto il gioco all'acqua e sapone. Terzo fallo Latina. Il terzo fallo del Latina, Juanchi, che da tempo stava Ammonito Murillo. bisticciando con Murillo. Murillo lo smanaccia, vengono ammoniti entrambi. 1 minuto e 11 alla fine del primo tempo, ammoniti sia Juanchi che Murillo. Carlos. In diretta adesso per questo calcio di punizione al limite dell'area. Sono passati 18 minuti e 49 secondi del primo tempo. C'è Luciano Avellino sul pallone, ha preso la rincorsa Nicolodi. L'attesa del Palarigopiano. Avellino tocca per Nicolodi, il sinistro di Nicolodi. Esce bene qui Casassa, spreca, non concretizza più che altro una buona occasione l'Acqua e Sapone per chiudere il primo tempo sul 3-0, 1 minuto e 08 all'intervallo. 3 falli per il Latina, 1 per l'Acqua e Sapone Unigros. Parte l'ultimo minuto, Murillo cercava all'indietro Avellino. Ci sarà la rimessa laterale in zona d'attacco per il Latina. C'è Caio Giapa di nuovo in campo. 3 su 5 sono gli ex Maritime che stanno giocando adesso, Caio, Pedrigno e Bissoni, con Masoni. Avellino capisce tutto qui. Acqua e Sapone con un uomo in più nella metà campo del Latina. Avellino ci prova col sinistro, Masoni si oppone con il corpo. 34 secondi alla sirena. Dicevamo di Masoni, numero 35, ha vinto il campionato di A2 con l'Acqua e Sapone 10 anni fa. Sono passati 10 anni, 2009. ...25 secondi all'intervallo. Possesso del Latina. Qui Avellino commette fallo su Bissoni, secondo fallo dell'Acqua e Sapone, ma lo spende bene perché ormai manca poco alla fine del primo tempo. Pedrigno, Bissoni con la punta da lontanissimo, 10 secondi all'intervallo. Mambella rinvia lungo per Calderolli, il rinvio non è calibrato benissimo, era uscito anche Casassa. 8 secondi. Finisce qui il primo tempo di Acqua e Sapone Unigros, Lynx Latina, 2-0 per l'Acqua e Sapone Unigros. Pausa anche per noi. Torniamo in diretta dal Palarigopiano per il secondo tempo di Acqua e Sapone Unigros Lynx Latina. È appena iniziata, 2-0, quindi per l'Acqua e Sapone Unigros si ricomincia da qui con il Latina che dovrà
cercare di rientrare in partita e rimontare. E l'Acqua e Sapone che proverà ovviamente a chiuderla alla prima occasione buona. Bellarte che è tornato in campo con Mambella, Capitan Murillo, Nicolodi, Calderolli e Jonas. Invece il Latina con Casassa, Alemao, Bissoni, Anas e Caio Giappa, praticamente il quintetto del primo tempo. Qui Anas prova a fare tutto da solo col sinistro, ma non va per lo spagnolo. Non hanno ancora fatto l'ingresso in campo nella squadra di Bellarte i due giovani, Rocha e Wenu, oltre a Liviero. Wenu che soffre di una leggera distorsione a una caviglia, quindi è rimasto fuori con l'Aniene martedì scorso e al momento sta ancora aspettando il suo turno in panchina, ma diciamo che è tornato disponibile questa sera. Il gioco è fermo, c'è il nostro Angelo che deve pulire il parquet, allora approfittiamo con Antonio Ricci per fare un po' il punto della partita. Che cosa a 18:55 la conclusione, cosa succederà? Secondo te il Latina aspetterà molto prima di provare col portiere di movimento, ad esempio? Beh, credo di sì, non credo che userà questa opzione da presto. È importante in questo momento, questa fase della partita, dove ci può essere ovviamente un cambio di predisposizione da parte del Latina, che l'Acqua e Sapone sappia reggere questa situazione. Come vedi è aumentato comunque la pressione, quindi ha cambiato comunque atteggiamento, e quindi l'Acqua e Sapone deve essere brava a riadattare dopo un tempo intero dove gli è stato permesso un palleggio, diciamo, abbastanza semplice. Intanto è stato ammonito Caio Giappa dopo 1 minuto e 14, è il primo fallo del Latina. Per il Latina è anche il terzo ammonito, perché ricordiamo nel primo tempo abbiamo omesso di dire che in occasione del giallo a Nicolodi è stato sventolato il giallo anche per Casassa, quindi ammoniti Casassa, Juanchi e Caio Giappa, mentre nell'Acqua e Sapone ammoniti Nicolodi e Murillo. Ora l'Acqua e Sapone Unigros con Calderolli che manovra, Jonas largo sulla destra, Jonas cerca un po' il tiro, un po' l'assist, poi va a recuperare questo pallone, lo fa molto bene insieme a Calderolli e Nicolodi, poi palla persa. Ci sarà un angolo per l'Acqua e Sapone proprio qui sotto la nostra postazione, lo va a battere Capitan Murillo, lungo all'indietro per Calderolli che deve ripartire da Mambella con i piedi, lunghissimo per Murillo, ma manca l'obiettivo il portiere nerazzurro, quindi ora ripartirà il Latina con Bissoni, qui da sotto di noi Caio Giappa, numero 11, classe 83, una vita nello Sporting Lisbona ai vertici del futsal europeo. Attenti ad Anas qui con la punta di sinistro. Antonio, Basile insiste molto con Anas, però è giocatore che forse ha sofferto un pochino di più nel primo tempo da parte del Latina. Sì, ha sofferto anche fisicamente, devo dire la verità. Dei giocatori non entrati nel quintetto iniziale, Pedro Guedes è stato quello che sinceramente ha reso di più in una squadra molto, molto statica. Infatti ecco, adesso c'è la sostituzione, entra lui, ma resta Anas in campo. Continua a far ruotare molto bene la palla l'Acqua e Sapone, diciamo così, forse avrebbe meritato qualcosa in più a livello
a livello di segnature. Speriamo che questa, con tutti gli scongiuri, non sia una cosa che poi alla lunga debba pagare l'Acqua e Sapone. Eh sì, ovviamente la squadra di Bellarte ha anche speso tante energie finora per tenere in pugno saldamente questa partita e meritare ampiamente questo 2-0 che anzi, come dice giustamente mister Ricci, va anche stretto un po' a Murillo e compagni. Qui Murillo prova centralmente a lanciare Calderolli, Caio Giapa recupera il pallone, Anas se la allunga, Nicolodi fa buona guardia tra le proteste del Latina. Sbagliato il passaggio di Calderolli per Jonas. Ancora Anas rimpallato da Jonas, continua ad avere possesso del pallone in zona d'attacco il Latina. I Masoni, Murillo che ha giocato con lui 10 anni fa fa buona guardia. Qui bella giocata di Anas questa volta per Pedrigno. Masoni sposta la palla sul sinistro, Murillo va a recuperarla, riparte l'Acqua e Sapone con Calderolli. Anas aggressivo, non riesce però a recuperare palla. Torna in campo Coco con la sua esperienza, la sua tranquillità, rallenta il gioco e la pressione del Latina. Qui Murillo, il tunnel su Pedrigno, ancora l'Acqua e Sapone, ancora Murillo, si allarga sulla sinistra, poi va giù Murillo, Pedrigno recupera il pallone ma è di nuovo il capitano rientrando per andare a cambiare, a dare il cambio a Luciano Avellino. Qui Jonas largo sulla destra, trova le sue sterzate famosissime. Ora l'angolo è per l'Acqua e Sapone con Coco, lungo per Calderolli, si gira sul destro Calderolli, la palla non scende in tempo, quindi calcia molto alto Fabrizio Calderolli, non è ovviamente da lui. Antonio, una grande partita questa sera anche di Murillo, finora sicuramente la migliore del capitano dall'inizio dell'anno, sta entrando gradualmente in forma. Intanto primo fallo Acqua e Sapone. Murillo ha delle caratteristiche molto particolari che negli anni precedenti secondo me ricopriva un ruolo che non è proprio consono a lui, ma che tra le altre cose, avendolo allenato, so che neanche gli piace molto. È un giocatore che sa fare bene la fase difensiva, ma non disdegna anche azioni personali e grande dinamismo in campo, quindi delle volte dargli la responsabilità di marcare o il giocatore più pericoloso avversario o la zona più pericolosa del campo della propria squadra lo limita un po' troppo. Invece quando ha la libertà di esprimersi anche nella fase di possesso bene, e infatti oggi, già a differenza della scorsa partita, ha avuto almeno finora un minutaggio elevatissimo sia lui che Calderolli. Quindi un ottimo acquisto tra virgolette per Bellarte, il miglior Murillo che si sta vedendo oggi. Anche Ghi dopo il gol all'Aniene, e attenzione proprio al destro di Ghi, e il bel gol segnato in avvio di partita, sta dando molto da fare, un giocatore molto generoso, di grande forza fisica. Spesso forse se c'è qualcosa in cui deve migliorare è che punta più alla forza che alla precisione, vero Antonio?
Sì, è un giocatore che si vede dalle caratteristiche fisiche, è un giocatore fisicamente fortissimo e non ti nascondo che probabilmente il gol realizzato, ecco, il gol che ha realizzato nel turno infrasettimanale gli ha dato anche tantissimo morale, perché anche a livello di atteggiamento lo vedo molto molto più propositivo di sabato scorso, e questo è importante per un giocatore che si affaccia al nostro campionato, che è molto differente dal campionato spagnolo e portoghese. Eh sì, qui tra l'altro aveva appena sfiorato la doppietta e quindi il gol del 3-0 proprio Ghi col sinistro, non era il suo piede. Pronta la risposta di Casassa, ora è lui che va a puntare Juanchi, perde il duello, la palla torna nei piedi di Alemao. 14 minuti alla fine di Acqua e Sapone Unicross Latina. Guadagna la rimessa laterale qui Ghi con la sua forza, due giganti contro Ghi contro Juanchi. Qui Coco fa un numero pazzesco su Juanchi, poi cerca Jesulito sul fondo. Bissoni salva il Latina, che qui Coco avrebbe ricevuto la palla di ritorno solo davanti a Casassa. Nuovo Coco, tunnel su Juanchi, interviene in maniera rude Bissoni. Ancora l'Acqua e Sapone, ancora Coco che sta dando sfoggio della sua incredibile capacità tecnica. Qui Avellino invece fa tutto solo, arriva Jesulito sulla ribattuta di Casassa e Casassa di nuovo con il corpo si salva. Poi Coco Wellington, meraviglia di Coco Wellington, sinistro al volo, palla sul palo, si salva il Latina. Avevamo appena detto che Coco Wellington stava dando lezioni qui sul parquet, dopo qualche istante ha sfiorato il gol della settimana, sinistro e palla sul palo interno che torna in campo. E Latina ringrazia il palo quindi, che evita il 3-0 a 13 minuti dalla fine. Qui Ghi ancora uno scavino col sinistro, non è il suo piede, fuori di molto, ma un'iniziativa che dimostra ancora il coraggio e il carattere che il pivot brasiliano sta acquistando minuto dopo minuto, partita dopo partita. L'anno scorso gol a grappoli col Fundão, una semifinale per il titolo portoghese. Qui c'è Pedrinho, fa ripartire veloce il Latina. Bissoni, ancora Pedrinho, tocco per Bissoni, la palla passa nell'unico varco disponibile. Gol di Thiago Bissoni, 2-1. Antonio, come cambia la partita? La partita non deve cambiare, l'Acqua e Sapone deve continuare a... Non dimentichiamoci che adesso ha avuto due occasioni prima del 2-1 importanti. Non vorrei che aver avuto per 28 minuti il dominio del campo finora non l'abbia portata a un piccolo rilassamento. E adesso tocca ai giocatori dell'Acqua e Sapone far pesare la loro maturità e qualità. Eh sì, insomma, dopo il palo clamoroso di Coco Wellington arriva un po' un gol che sta di beffa per l'Acqua e Sapone Unicross. Questo tiro di Bissoni che si infila tra due giocatori nerazzurri e nell'angolino l'unico impossibile da coprire per Mambella. E Niccolodi col sinistro rimette
Rimane tutto a posto. Douglas Nicolodi, 8 minuti e 9 secondi, 3-1. Ci pensa sempre Douglas Nicolodi. Antonio, avevamo chiamato i giocatori dell'Acqua e Sapone a far valere il predominio finora sfoggiato in campo e Nicolodi ti ha ascoltato, ha segnato subito il 3-1. Ha approfittato di un errore da parte di valutazione da parte di Casassa, che è andato a coprire una palla fuori dai pali della porta quando l'avversario era comunque ben marcato. Però è stata bravo l'Acqua e Sapone di approfittare di questo errore in un momento importante della partita. Credo che vedremo comunque altri 11 minuti e 21 da questo momento molto più accesi di quelli che abbiamo visto finora. Sì, sicuramente è cambiato di parecchio il tono generale della partita, il livello agonistico molto diverso. Riprende la manovra dell'Acqua e Sapone Cross con Luciano Avellino. (10:56) alla sirena finale. Acqua e Sapone 3, Lynx Latina 1. Sfrutta al massimo i giocatori a disposizione Bellarte con rotazioni abbastanza veloci. Anche questo cambiare continuo un po' di Bellarte tra giocare col pivot e giocare senza pivot un po', no? Manda un po' fuori giri la difesa del Latina. No, Massimiliano predilige un gioco a 4, infatti anche il pivot poi non gioca nell'occupazione dello spazio, ma comunque va conquistandola. Naturalmente non è meno dinamica, però magari potrebbe essere più efficace. Qui le proteste del Latina sono fondate perché la rimessa è un angolo per la squadra di Basile, ma bisogna asciugare il parquet, quindi c'è un momento di pausa dal gioco, si ferma il cronometro. 10:09 alla fine di questa partita. Si torna in diretta dal pala Rigopiano. Nicolodi ruba questo pallone, prova ad andarsene da solo. C'è Juanchi che ruba la palla e si ripropone calciando con il destro in porta. Trova una deviazione, angolo. Intanto andiamo a vedere che succede sugli altri campi. La Came d'Osson in vantaggio per 6-5 sulla Cybertel Aniene. Sono finite invece su tutti gli altri campi. Pesaro che vince con un altro clean sheet abbastanza abbondante contro l'Italian Coffee Petrarca 6-0. Mentre c'è la prima vittoria storica in Serie A del Genova Futsal, che vince a Ostia contro la Todis Lidio di Ostia 3-5, quindi i primi 3 punti per la squadra ligure in Serie A. Rimangono in fondo alla classifica la Cybertel in questo momento, ma sta ancora giocando con 0 punti, ma è in piena corsa a Dosson de Casier. Poi l'Arzignano ha 1 punto, conquistato tra l'altro
contro l'Acqua e Sapone la prima giornata. Genova 3 con la Color Max Pescara, l'Italian Coffee e il Lido di Ostia, in questo momento anche con la Camedosson che però sta ancora giocando contro la Cybertel Aniene. Poi a 6 punti c'è la Meta Catania con il Latina, la Meta che ha già perso però ieri nell'anticipo, seconda sconfitta per i siciliani. In questo momento quindi comanda il Pesaro con 10 punti in attesa che finisca la partita qui del Palarigopiano per capire se l'Acqua e Sapone Unigross si metterà a braccetto nella squadra di Colini per rinnovare questo testa a testa che prosegue al momento dallo scorso campionato. Poi la squadra di Colini, Nicolodi, ancora un sinistro che Casassa para in 2 tempi. La squadra di Colini dovrebbe partire per il girone di Champions League, per il main round in Svezia sul campo dell'Uddevalla, squadra che abbiamo affrontato anche con l'Acqua e Sapone l'anno scorso a Cipro nel nostro main round. Una squadra con qualche giocatore talentuoso, anche nazionale svedese, ma qua totalmente dilettantistica, con tanti ragazzi che lavorano e poi la sera si allenano, anche molto simpatici, ma quello che conta è che l'Ital Service Pesaro vinca il girone in Svezia e torni a casa con un posto nell'Elite Round, perché il futsal italiano e il futuro del futsal italiano dipende anche dal nostro rappresentante in ambito europeo. Quindi in bocca al lupo al Pesaro per questa prima trasferta europea. 8 minuti e 25 secondi alla fine. Calderolli, palla sul destro, rimpallato da Bissoni che incita i compagni. Antonio, il Latina sempre abbastanza basso ad aspettare l'Acqua e Sapone. Sì, credo che tra qualche minuto, non avendo trovato situazioni pericolose, credo che metta in campo tra un po' il quinto di movimento, credo. Non è riuscita a cambiare comunque anche nel momento in cui aveva accorciato le distanze, non è riuscita poi a mantenere su quell'entusiasmo, anche grazie alla bravura della squadra di casa. Vedremo, per il momento non si vedono ancora giocatori nella panchina del Latina con la maglia del quinto di movimento. Basile vuole provare ad accorciare, andare sul 3-2 prima di rischiare tutto con l'uomo in più. Qui Juanchi fa sedere Ghi e poi col destro punta all'incrocio dei pali. Manca di pochissimo l'obiettivo, di pochissimo. Qui rischia l'Acqua e Sapone a 7:20 dalla fine. Ancora manovra dell'Acqua e Sapone Unigross. Ghi da lontanissimo, Ghi con il destro. Quando calcia col destro è un'altra storia. Qui una bella idea per Chesulito, fatica ad aggiustarsi il pallone Chesulito col sinistro per calciare. L'Acqua e Sapone finisce per riconsegnare una rimessa laterale al Latina. Bissoni prova ad uscire con Caio Giappa, ce la fanno i pontini. Qui Juanchi, bel numero di Anas, va giù steso da Chesulito, c'è un giallo per Chesulito un po' generoso. 6:39 alla fine, ammonito Chesulito, secondo fallo dell'Acqua e Sapone. Sono tanti gli ammoniti per una partita che comunque è stata finora molto corretta, a parte qualche piccola scaramuccia. Qui Ghi, gran lavoro su Juanchi, guarda il secondo palo per Chesulito.
la palla non passa. Angolo per l'Acqua e Sapone. E c'è il pareggio della Cybertel Aniene a Dosson, 6-6, 12 gol finora. Credo che lì, anche lì manchino più o meno 6 minuti abbondanti, come qui al Palaricopiano. Continua il possesso dell'Acqua e Sapone. Ghi va a battere lui questa rimessa laterale, mette in mezzo per Cretulito, consente alla squadra ospite di ripartire con Pedrigno, velocissimo ma impreciso. Coco con un gran numero gli sfila via il pallone, riparte bene l'Acqua e Sapone, poi tunnel su Juanchi. Coco si scontra con il gigante del Latina, va a terra Coco Wellington. Torna in diretta, 5 minuti e 40 secondi alla fine di Acqua e Sapone Unigros Lynx Latina, 3-1 per i padroni di casa. Caio Giapa fa un gran numero, a cui serve Masoni col sinistro e Mambella salva tutto. Il volo di Mambella, una grande partita di Francesco Mambella questa sera. Conferme per chi non conosce ancora bene il numero 12, vice di Stefano Mammarella, classe 96 pescarese. Qui Nicolodi, bravo a servire Ghi, palla sul destro di Ghi, colpisce il palo esterno. Il numero 11 ancora Latina, tornato in campo anche il numero 20 Lo Cicero, uno dei giovani rampanti di Basile. Qui Ghi sradica il pallone dai piedi di Pedrigno, recupero fondamentale quando mancano 5 minuti alla fine della partita. Non è ancora pronto sulla panchina della... Qui Nicolodi! Una palla meravigliosa per Ghi, va in scivolata col destro il pivot dell'Acqua e Sapone Unigros. Ci mette una pezza Casassa a 5 minuti dalla fine. Acqua e Sapone ad un passo dal 4-1 che potrebbe chiudere un po' in anticipo la partita. Antonio, Basile temporeggia con il portiere di movimento, secondo te perché? Ma perché sta vedendo che comunque l'Acqua e Sapone continua a giocare liberamente la partita e quindi non ti nascondo che secondo me gli sta concedendo un po' troppo, quindi forse Basile, vedendo queste opportunità di gioco, continua a provarci in questo modo. Sinceramente forse è arrivato anche un po' il momento, anche se solo con 2 gol di vantaggio, di cominciare a gestire un po' più la partita. Lo abbiamo ovviamente chiamato, come succede in questi casi. A 4:44 dalla sirena entra Juan Carlos Juanchi, numero 9, maglia rossa,
il Latina prova a raddrizzare la serata con il portiere di movimento, con il 5 contro 4. Juanchi che va a giocare alto a sinistra, eccolo in possesso di palla, probabilmente per cercare di calciare poi con il destro, mentre è Alemao l'ultimo a dettare i tempi del possesso del Latina. Anas sull'altro lato, Caio Giapa. Qui Avellino mette subito paura alla squadra laziale, cercando la porta lasciata vuota. Qui Murillo fa un grande numero, poi Bissoni lo tocca duro, è il secondo fallo del Latina. Dolorante era una caviglia, Capitan Murillo. Torniamo in diretta, 3 minuti e 45 alla sirena. Ancora possesso dell'Acqua e Sapone Unigros. Sono proteste sulla panchina del Latina. Colombin di Bassano del Grappa invita tutti a placare le proteste e a mettere anche le casacche arancio fluo per distinguersi dai giocatori che sono in campo. Qui Avellino non vuole rischiare niente, riconcede un possesso al Latina. Cambiano praticamente tutti gli uomini, ma c'è time out chiamato da Basile. Torniamo in diretta, 3 minuti e 30 alla fine di Acqua e Sapone Unigros Lynx Latina. Di nuovo la squadra di Piero Basile con l'uomo in più, 5 contro 4. Juanchi in maglia rossa, larghissimo, altissimo sulla sinistra, ad allargare le maglie bianche, nero-azzurre della squadra di Massimiliano Bellarte, in campo con Murillo e Avellino, quindi Coco Wellington e Calderolli, una versione diciamo più difensiva che c'è. Murillo che ruba palla a Juanchi, serve Calderolli all'indietro per Avellino, bravo all'Acqua e Sapone nella manovra, la porta è vuota, poi Calderolli si fa rubare palla da Bissoni, Bissoni riesce a tenerla dentro, Avellino va a calciare addosso a tutti, guadagna la rimessa laterale. Il Latina non ha rimesso in porta Casassa, continua a tenere Juanchi tra i pali, rischia tutto Basile. Qui Calderolli che prova a scappare via da solo, proprio Juanchi che fa ripartire l'azione. 2 minuti e 30 alla fine, finale concitato. Caio Giappa prova a fare tutto da solo col sinistro,
E poi Avellino, Anas qui che controlla il pallone in maniera molto maldestra, diciamo, ha rischiato davvero di combinare un disastro di proporzioni clamorose il numero 30 del Latina. Serata non positiva questo giovane giocatore spagnolo. 2 minuti alla fine, Alemao, possesso del Latina, Murillo ruba ancora il pallone, forse la chiude Murilo Ferreira, il capitano. 1 minuto e 57, 4-1. E cambia di nuovo il punteggio al Pala Rigopiano, quindi Acqua e Sapone Unicross 4, Lynx Latina 1, 1 minuto e 40 alla fine. Non ha funzionato la tattica del portiere di movimento tentata da Basile, un po' prevedibile, un po' statico il Latina. Anche nel 5 contro 4 l'Acqua e Sapone ha rubato praticamente sempre palla Antonio Ricci e ha sfiorato più volte di segnare questo quarto gol, che alla fine è arrivato. Un giro palla lento, senza salti di linea e accelerazioni, e quindi anche se ben schierata la difesa dell'Acqua e Sapone, ma veramente un giro palla lento, per di più con giocatori comunque diciamo della migliore espressione della qualità da parte del Latina, ma è proprio un giro palla lento e privo anche di una giocata organizzata sinceramente, ed è un po' confusionario il gioco, con tutti i rischi del caso. Mancano 52 secondi, poche le speranze del Latina di rientrare in partita, anche se qui Juanchi è andato vicino al gol, che adesso Basile la chiude con il portiere di movimento, ovviamente tentativi disperati di accorciare. Qui Anas allontanato dalla porta, poi fa un passaggio da parrocchia, scusate se esageriamo un po' con i toni, ma una serata veramente negativa per il numero 30 del Latina, non per Bissoni, che invece oltre ad aver segnato l'unico gol dei laziali ha giocato quasi da solo, anche dal punto di vista fisico, della tenuta fisica, del ritmo. L'unico giocatore che ha tenuto davvero in piedi la squadra di Basile è stato Tiago Bissoni, l'ex Maritime. Un po' in ombra anche i big come Capitano Alemao e Caio Giapa, giocatori dai quali ci si aspettava di più. Ovviamente conta tutto, conta anche la carta d'identità per due ragazzi che hanno giocato una partita martedì scorso, e le rotazioni del Latina sono queste. Non è che Basile possa far riposare in tribuna qualcuno, quindi un applauso anche al Latina, che ha fatto probabilmente tutto il possibile 3 giorni dopo la partita giocata nel turno infrasettimanale. Finisce qui Acqua e Sapone Unicross 4, Lynx Latina 1. Grazie ad Antonio Ricci per il commento tecnico. L'Acqua e Sapone Unicross prima in classifica insieme all'Ital Service Pesaro con 10 punti. Saluti dal Pala Rigopiano. Ci risentiremo il 9 novembre per Acqua e Sapone Ital Service Pesaro.